Da 4 giorni ho vuotato una stalla da latte di 120 capi in mungitura, più una ventina di capi nel periodo di asciutta, e l'ho fatto dopo 50 anni di allevamento. L'inflazione è sempre più galoppante, la crisi da Covid prima e ora pure la guerra russo-ucraina con il latte bianco che si vende a 35 centesimi al litro hanno costretto questo imprenditore veneto, nonché vicepresidente regionale di Confagricoltura, a prendere questa amara decisione: chiudere la sua stalla di quasi 200 bovini per non soccombere alle gravi perdite accumulate in questi ultimi anni. Certo, questo momento ha reso al cubo tutti i problemi che c'erano già da prima, cioè perdere 7-8 centesimi al litro prodotto è tale che nel mio caso abbia appunto prodotto una perdita annuale di 100-120 mila euro negli ultimi 3 anni. Chiudere una stalla significa anche dover sacrificare le mucche non più giovani, spiega con grande sconforto e tristezza. I bovini in ogni stalla che chiude vanno a finire al macello, quelli più anziani e quelli che hanno motivi, diciamo, per non essere interessanti per altre stalle. E invece il bestiame giovane, le vacche giovani, ma soprattutto le manze, tutto il materiale di rimonta va naturalmente in altri allevamenti. Chiudere questo ramo d'attività per salvaguardare l'azienda tutta, più che una scelta, un obbligo per non perire economicamente, conclude amareggiato l'imprenditore. Questa è una situazione che la si può sopportare per qualche tempo, ma non per un tempo così lungo, e quindi anche per non mettere nelle condizioni di essere, diciamo, debole l'azienda tutta. È un comparto che andava chiuso con grande rassegnazione, con grande tristezza, ma anche con la consapevolezza che era l'unica cosa da fare, ormai non era più una scelta, ma un obbligo.